Questa sera ai nostri microfoni ci sono Selena Toso e Nicola Zanon. Buonasera. Buonasera a tutti. Cari amici ascoltatori e voi che ci state seguendo sui nostri social, Nicola è direttore, mentre Selena si occupa dell'ufficio di comunicazione di Apindustria Venezia, associazione piccole e medie industria. Ma per prima cosa vi chiederei un po' di specificarci. Chi è Apindustria Venezia? Apindustria Venezia è l'associazione delle piccole e medie industrie della provincia di Venezia. Opera dal 2000 sul territorio e consta di una sede centrale a Mestre e di sedi mandamentali sparse sul territorio provinciale. Perché mandamenti? Perché la nostra filosofia è quella di creare un network con aziende di tutto il territorio, quindi presenza radicata, rapporto diretto con tutti i soci in modo che siano coinvolti nell'attività, nella vita associativa e soprattutto abbiano modo di ritrovarsi fra colleghi, creando quindi network, possibilità di collaborazione fra di loro per cogliere opportunità importanti. Ma a che cosa serve lo storytelling per un'associazione di categoria? Storytelling serve innanzitutto per comunicare e raccontarsi nei confronti delle aziende. Spesso l'associazione di categoria viene intesa come un mero erogatore di servizi, centro paghe piuttosto che contabilità. Non è la nostra mission è quella di creare opportunità, legami, rapporti, cogliere opportunità magari su mercati esteri, su iniziative, opportunità di investimento. Quindi raccontare alle aziende cosa facciamo è per noi fondamentale, anche perché se l'associazione per prima insegna ai propri associati l'importanza di questo tema, ci sarà ancora più facile spiegare loro che devono seguire questa prassi, tanto che, per fare un esempio, nei nostri eventi inseriamo spesso casi aziendali, case history, le aziende si raccontano e questo è un modo positivo anche in qualche maniera di emulazione da parte degli altri e quindi ecco perché l'importanza storytelling per la nostra associazione. Certamente, soprattutto anche al giorno d'oggi in cui internet fa da padrone e le aziende devono mostrarsi al meglio, soprattutto su internet. Al meglio e soprattutto perché la nostra competizione non deve essere sul prezzo, perché altrimenti sarebbe già persa. Competere con Cina, India e altri paesi sul prezzo è una partita persa. Noi per dar valore aggiunto ai nostri prodotti dobbiamo raccontare anche l'azienda chi è, qual è la sua visione, qual è la sua storia, qual è la sua filosofia e riusciamo quindi a far spiegare al cliente finale cosa c'è dietro. Non compra un semplice prodotto, spesso compra una storia, un sogno di quell'azienda. Certamente. E voi che tipo di canali utilizzati? Noi utilizziamo diversi canali, abbiamo il nostro sito internet, abbiamo i nostri social network, Facebook, LinkedIn, Twitter e attraverso questi canali cerchiamo di raccontare tutto il nostro lavoro, che è un lavoro di squadra, prima di tutto con i nostri team di Apindustria Servizi e Apindustria Venezia e poi con tutto il nostro network, quindi tutti gli imprenditori che hanno deciso di mettersi in prima linea e di fare da punto di riferimento nei vari territori in tutto il Veneto. Certamente, ma voi fate anche corsi di storytelling? Sì, abbiamo dei corsi di formazione che vengono organizzati appunto dal nostro ente accreditato alla Regione Veneto per la formazione, che è Apindustria Servizi. Abbiamo trattato diverse volte i temi della comunicazione. L'anno scorso abbiamo fatto un corso per formare i cosiddetti narratori d'impresa, che sono una nuova figura professionale che abbiamo studiato insieme a Ca' Foscari, all'Università Ca' Foscari di Venezia, che serve all'azienda proprio per raccontare quello che è l'azienda, la sua mission, i suoi servizi, i suoi prodotti, raccontare proprio la propria storia. E questi ragazzi che sono stati formati siamo felici di dire che sono anche stati assunti in alcune aziende proprio perché le aziende hanno bisogno di questo tipo di figura formata specificatamente su questo tema. Certamente, quindi si sta dando l'opportunità e la possibilità soprattutto ai giovani di imparare un nuovo tipo di lavoro e di dimestichezza appunto sui canali di informazione principali. Esatto. Soprattutto con l'iniziativa proprio Garanzia Giovani, è il target individuato dall'Unione Europea
da dover essere sostenuto con particolare attenzione, ma anche il target più sensibile ai nuovi canali, ai nuovi strumenti. Quindi l'accoppiata dei due elementi ci ha permesso di sviluppare questo progetto con successo e che sicuramente replicheremo, perché riteniamo che anche la collaborazione col mondo universitario si debba concretizzare un po' in progetti concreti con università che mette docenti, noi sensibilizziamo le aziende e insieme facciamo sinergia per raggiungere un risultato importante. Questo è molto importante, soprattutto sia per dare l'opportunità a ragazzi che escono dalle superiori, che si sa che è il periodo più traumatico della vita, in cui non si sa mai cosa fare, se intraprendere l'università, se fermarsi, e soprattutto al giorno d'oggi poi, sia anche per le università stesse, per collaborare, per darsi visibilità. Esatto, noi abbiamo anche un punto di vista privilegiato, perché riusciamo a raccogliere attraverso il nostro contatto con le aziende quali sono le reali necessità, no? Quindi adesso stiamo organizzando e stiamo selezionando dei giovani per la formazione specifica in alcuni temi che sono particolarmente importanti e su cui le aziende sono particolarmente sensibili. Uno di questi è l'amministrazione. Abbiamo poi l'illuminotecnica, che è un tema molto, molto specifico e settoriale, e infine il commercio estero. Quindi stanno proprio partendo dei percorsi di formazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo attraverso Garanzia Giovani. Sono corsi di 206 ore e vanno a formare i ragazzi su queste tematiche per poi essere pronti ad applicarle direttamente nelle aziende. Certamente, se siete d'accordo con me, andrei a dare qualche vostro contatto, in maniera che se i giovani all'ascolto vogliono comunque restare in contatto, riuscire ad approcciarsi con voi, possono contattarvi al numero di telefono 041 39 69 133, possono scrivervi una mail a segreteria@apindustriavenezia.it, su Facebook possono trovarvi alla pagina Apindustria Venezia, mi raccomando lasciate un bel like, possono visitare il sito www.apindustriavenezia.it e vi possono trovare in via Torino 63 a Mestre. Ma se guardando sul sito possono rimanere in contatto e sapere quando farete i vostri prossimi corsi? Certo, assolutamente, possono andare a visitare il sito nella sezione formazione disoccupati, oppure possono andare anche nella pagina Facebook non solo di Apindustria Venezia ma anche di Apindustria Servizi, dove proprio escono in tempo reale le notizie sui nostri corsi di formazione. Benissimo, quindi mi raccomando lasciate un bel like per rimanere informati. Selena, Nicola, io vi ringrazio per essere stati qui con noi ai nostri microfoni e per averci parlato ovviamente di Apindustria. Grazie a voi. Grazie a voi e buon proseguimento.